eccolo qui. Lo abbiamo atteso un po', ma ne valeva la pena. Buonasera, Rufferi. Buonasera, signor. Bentornato a casa sua, ad insieme. Buonasera. Grazie. Guardi, Buona serata. neanche allo stadio. Neanche allo stadio. Che c'è, che c'è? Perbacco. Come? Pandindrindine. Per bimbirindina, per bacco? Ostregheta. Ostregheta, ma che? Mannaggia di pescetti. Scusi, Ali mortacci, ali no, mortacci. senta, scusi, ma lei è impazzito? Perché dice queste imprecazioni, peraltro in dialetti diversi? Per non dire buttana da miseria. Ma no! Per non dire buttana da Ma miseria. insomma, io pensavo che lei E allora- volesse viaggiare verso altre regioni, no? Allora, mi dica. Mi hanno preso la contravvenzione, Mi hanno paese. preso la contravvenzione. Mi hanno preso i carabinieri a Io devo contravvenzione. dire una cosa, che quando ti prendono una multa, anche se te la meriti, però ti arrabbi, perché pensi che devi andare a pagare. E che cosa ha combinato? È un periodo di tempo che i carabinieri io non ci vado bene. Non è che lei non va bene perché i carabinieri fanno il loro dovere, vuol dire che lei combina qualche marachella. L'altro giorno stavo camminando in una stradina fuori paese, Sì. va bene? Che è un paese ancora a raccolta, non c'è a raccolta differenziata, ancora non c'è a raccolta da munizione. Niente. Quindi io mi Cioè, batto per la raccolta differenziata, che è un grande gesto di civiltà, da voi non fanno neanche Abbiamo quello. tutte delle strade, stavo camminando con la mia macchina, Sì. che faccio lustro al paese Lo quando vuole passo dire, io. per favore, a quei pochi che non lo sapessero. Con lei la che mia macchina 600, possiede? io ho una 600, ma non queste moderne ora, queste di plastica. Che stare attento quando ti dumi una sigaretta, si parte una faida, piglia fuoco la macchina, Certo. squaglia tutta di dentro. Certo. Quella di ferro. Lo spieghi, lo dica. Dice come sai tu che è di ferro? Picchi da ruggine. Perché La plastica arruggia? la macchina è arrugginita. Sto camminando, signor La Rosa, c'è tutta una montagna di munizie, parlando con rispetto a mezzo alla strada, perché c'era un gabinetto. Proprio in mezzo alla strada. In mezzo alla strada c'era un gabinetto. Posso passare col gabinetto io? Certo, col gabinetto in mezzo. Signor La Rosa, mi fermo, Sì. scino, Sì, mi indupo un naso, chiaro, sì. piglio il gabinetto per metterlo da lato. Certo. Appena piglio il gabinetto e mi sposto 2 metri, perché sento pi 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 pi, erano i carabinieri. E mi fanno no. Dice no chi? Dice no, puoi chittare. Da macchina. Ma per portare un gabinetto mezza giornata da presto andava la macchina di Ma sole dietro. certo. Ma lei capisce? Ma certo, perché no, c'è stato, guardi, chiaramente c'è stato un misunderstanding. Cioè, tra lei e i carabinieri c'è stato un misunderstanding. No, c'è stato uno schifo di cose. Capito? Cioè, tra lei e i carabinieri, come il pubblico ha capito, c'è stato un assoluto misunderstanding. No, io no. Che cosa? Mi cucino Alfio. In che senso suo cugino Alfio misunderstanding? Non capisco. Che mi sa vestito io. No! C'è stato un misunderstanding, cioè non vi siete capiti, c'è stato un disguido, insomma, perché lei aveva trovato lì il gabinetto, Certo. lo voleva rimuovere, i carabinieri hanno pensato che lei lo stava buttando E in non mi quel vengono momento. da presso E mezza quindi si giornata. chiama, lo ripeta bene, perché è importante imparare l'inglese, sa, perché l'inglese le serve. Misunderstanding. Misunderstanding. Yeah. Misunderstanding. Ho capito. E comunque, succedono queste cose. Ora, questi carabinieri del mio paese ha un periodo di tempo di quando hanno passato quella disgrazia, perché lei non lo sa, che ieri si sono sentiti presi in giro Da chi? da un signore del paese, perché in 2 paesi c'è stato uno, un minuto apro questa parentesi, signora Rosa, che questo se n'è andato a Germania a lavorare. Sì. Poverazzo, quando partivo era che i pezzi in culo Molti partono per e le scarpe rotte e partivo in cerca di fortuna. Così si fa. Mancavo circa 12 anni. Assai. Quando tornavo, chi pezzi partivo e chi pezzi tornavo. Quindi è di quelli che non riescono neanche a fare fortuna all'estero. All'estero. Niente, non ce la fanno. Però, signor La Rosa, lo tocco con salute. Non c'è problema, guardi, non mi tocchi. Che cosa è successo? Successe che dopo una para di mesi che questo era tornato, da che signor La Rosa era combinato male, pezzi no culo, scarpe rotte, dopo una para di mesi ha cominciato a vestirsi un poco più elegantino. Noi paesani, che no paese, lei lo sa come niente fare, che niente si sape,
C'è sempre quella voglia di pettegolezzo, no? Di farsi i fatti degli altri. Ce ne abbiamo accorti, certo. Ce ne abbiamo accorti. Sì, ce ne siamo accorti. Ma se lei non è venuto mai al paese? Ma che vuol dire? No, io non c'ero. Ah, siamo sempre ai soliti, vabbè. E allora che succede? Che noi cominciamo a dire, ma passavano una paio di mesi e questo cominciava a nascere con vestitello elegante. Quindi migliorava sempre di più. I scarpe nuove. Entrava al bar e offriva, che vi posso offrire, paesanetti miei. Quindi splendido. Si cangiava la macchina. Prima si accattava che non ne aveva il signor La Rosa e poi si cangiava la macchina. Non mi dica poco. No, se lei fa così mi adeguo, che vuol dire? E la sera se ne andava in trattoria, e la sera se ne andava a pizzeria, e la sera se ne ceneva a Catania e se ne andava a teatro. Vuol dire che poteva. Signor La Rosa, lei mi capisce? Sì. I carabinieri. Si sono insospettiti. Gatta cicogna. Cosa? I carabinieri si hanno mangiato la foglia, come diciamo noi, gatta cicogna, e cominciarono a controllarlo. Cova, gatta cicova. Gatta cicova. Sì. Oh, chi stai una minchiata? No, stai dicendo. No, perché è così. Scusa, come si dice gatta ci? Sente che sono preparati? Ma ci credo perché lo dico io. Meno male. E allora i carabinieri, il sospetto nasce e cominciavano a tenerlo sotto mira. Bravo. Fino a quando un giorno il maresciallo a tre botte che avevamo al paese ci disse a pattuglia, dice: a questo appena lo fermiamo ci dobbiamo fare un interrogatorio a costo che mi portate qua, perché gatta ci cova. Bravo, gatta ci. Applauso. Non mi convince. Perché poi lui... Mi scusi se mi permetto, perché poi lui sembra stupido, ma in fondo lo sono. Bravo. E quindi bisogna aiutarlo. Ecco. E allora un giorno che io camminava con la sua macchina grossa, che caiava un stemma ho capito, quello che sembra che c'ha il mirino. Capare che se vedere la mira con una mestra, dice che... È la Mercedes, non è pubblicità. E allora lo fermarono con un corpo, io era con un amico suo alla macchina. Io faccio avviare un corpo di paletta. Fermo? Dice: accosta, bello mio, che una bessatella te la diamo noi altri. Bravo. Chiedo se fermavo. Scendevo, lasciavo l'amico in da macchina, documenti, libretto, patenti, i gommi perfette, i frecce, tacca, funziona, un carabiniere, ora sì, ora no, ora sì, ora no, ora sì, ora no. Dice: però può andare. Dice: allora posso andare? Sì. Sono andato, dice: senta, guarda, dice, io ci devo fare qualche domanda perché ci ho questo ordine ricevuto. Giusto. Lei ci deve dire a noi altri, lei come campa. Bravo. Che lei non travaglia, lei come campa. Domanda giusta? Giusto. È il sospetto che nasce. È il sospetto che nasce. Bravo. Lo disse lei? Sì, ma chi bravo lei. Ma chi fissa mia? No, non l'ho capito, scusi, è reciproca. E allora questo signore bello lillo, bravo, bello asciutto, bello scioppati. Bravo, così. Perché ci dice, io campo che vivo non lavoro, è vero, dice, ma faccio scommesse e vincio. Scommesse? C'è cosa? Beh. I carabinieri, giustamente, che hanno i strisci delle cause. Giusto. Dice: amico mio, ma che ti pare che io il pane mi mangio da cozzo? Giusto. Che ti pare che io scendo da papore? Che significa fare scommesse e vincere? Dice: io faccio scommesse da tutto. Dice: non vuole fare una lei con me, ce lo dimostro che vincio sempre? Che do carabinieri, tagliavo un collega che mitragliatrice, che era... Posto di blocco, no? Dice: lei vuole fare una sua messa? Dice: che scommessa vorreste fare con me? Questo ci dice: lei si scommette 100 euro. 100 euro per un carabinieri è una scopola. Perché non guadagnano molto, fanno anche un mestiere rischioso, questo va detto, e quindi 100 euro sono tanti. Lei che se li scommette 100 euro dice che io sono capace di cantarmi un muzzucone dall'occhio? E perciò il carabiniere dice: quanto? 100 euro. Lei si muzzica e dice: ma non è che per caso, giustamente il carabiniere dice, non è che chiama sopra la scala un coppo per caso? No, dice: non mi muovo da qua.
basta pigliavo 100 euro, un carabiniere ne usciva 100 euro, 2 pezzi di 50, ci mise a mano. Questo dice, allora lei è pronto? Dice, io sono pronto. 1, 2 e 3. Perché si scippava intera, tam, si cantava un mozzo con l'occhio. E però è regolare, però è regolare. Lui non è che ha specificato che tipo di morto si dava, giusto? Hai capito? Signor La Rosa, un collega che non cambia tra gli attrici ci dice una risadena con pedrina. Te furtivo. A rigor di logica, sì, a rigor di logica. Ma quello che aveva preso 100 euro non era tanto felice. Sì. Io non ho visto che andava a fare questo pallo, perché ci senta il carabiniere, lei dice, tu hai la possibilità di recuperarle subito, perché io sono una persona che capisce che voi lavorate, che fate un lavoro importantissimo, che guadagnate, che adesso va a guadagnare il doppio di quello che ha guadagnato, ci voglio dare la possibilità di recuperarle. Perché se lei se le vuole giocare 200 euro, dice così, o doppio o pace. Così si fa, no? Chiedo carabiniere, signor La Rosa, piglio il portafoglio, l'ultimo 200 euro. Che pigliavo? Dice avanti. Qual è la scommessa? Dice, lei vuole scommettere che io mi chiamo un muzzuconi dall'altro occhio senza lavare l'armatura intera? Ecco, specifichiamolo. Poi c'è chi dice, casiamo, a sta volta forte. C'è adesso 200 euro, chi si mise di 400 euro, non deve male. Dice, lei è pronto? Dice, io sono pronto. 1, 2 e 3. Che si scippa l'occhio di vetro e subiamo un dato. Ma allora lo deve dire che ha tutte queste situazioni particolari. Stava partendo. Certo. Signor La Rosa, se lo giuro, stava partendo per pigliare la mitragliatrice del collega e sparare. Ma lo capisco, aveva perso tanti soldi, però poi in maniera anche beffarda. Però quello capivo che ci aveva vinto 300 euro, sono troppo pesanti. Sì. Ci disse, senta, guardi, siccome lei è un padre di famiglia, e un padre di famiglia sono io, ci ho dimostrato che vincio che è scommesso. Ce l'ho dimostrato. Sì. Però dice, ora io ci posso tornare i soldi così a lei. No, tratto come un bicirito. Certo. Non è meglio che facciamo un'altra scommessa di 300 euro, a così lei si recupera i 300 euro, ma perché vincevo, no? Perché glieli sto dando io. Certo. Chi dice 300 euro non ce l'hai io. Un collega dice ti presto io, che tu cambia tra gli attrici. E c'è così lo metto sotto. Certo. Che tu pigliavo 300 euro, ci desse, che tu si misi 300 euro, non andiamo. Che non escive 300 euro. Dice allora, dice la scommessa qual è? Qual è? Dice la scommessa, se lei ci sta, è quella che io, parlando con rispetto, ci ho 4 palle. Ce la ma spiegare? No. Non i palle per giocare a tennis. Sì, abbiamo capito. Quelle là, che normalmente non sono 4, no? Io ci ho 4 palle. Io carabiniere giustamente fece un discorso andamente, dice, io la inteso dire che ci sono certi uomini. E perché si è giusta la giacca, scusa? Lo vuole rifare per Ci sono certi uomini che ne hanno 3. Ride, babbo, ride, perché poi le faccio pigliare bello spavento. Sai perché ridono? Lo sai perché ridono le donne? Lei lo sa perché ridono le donne? Perché si sentono sicure. Perché sono sicure che hanno un marito vicino, perché hanno un zitto vicino. Lei le deve incontrare da sola. Quando gli piglio sola, poi, Io carabiniere di Vicio Contro dice, io ne ho sentito dire, ne ho sentito parlare di uomini che ne hanno 3. C'è leggende, ma 4 mai. Cioè dice, a sta volta o furti. Va bene, dice, ci sto. Dice, ci sto, benissimo. 1, 2 e 3. Stato messo. Ah, certo, bisognava controllare, è chiaro, perché lui Certo, carabiniere. certo. Seccava la mano. Con dolcezza, insomma, non faccia queste cose che... Fermo, c'è bisogno di... Lo capiamo. Com'è, così? Ci disse, egregio amico, dice, ci devo dare una brutta notizia. Se lei si vuole calare i causi, si cala. Ma io ho ritoccato e ce n'avevi 2, non 4. Normale. E chi ci disse, ha ragione. Ha ragione. Sì. I 300 euro sono suoi. Dice, ha visto che lei, dice, allora ogni tanto perde. Dice, sì, persi 300 euro con lei, ma ne vinci 1.500 con l'amico mio che è in da macchina, che quando mi fermaste tu ci disse, oh, vedi che mi faccio toccare i badi di questi carabinieri. Io non so cosa dire, mi scuso, che devo fare? Non lo so, Signor La Rosa,
io mi rimetto, come dire, alla bontà del pubblico. Prego, prego. Da quella volta arrestarono col dente avvelenato. Beh, certo, perché non è una cosa bella. E ora sono spietati. Certo, A me mi fermarono che stavo scendendo dal paese, da stradone. Sì. Stavo camminando, io non è che nego, dica, stavo camminando, non so se era a 40, 42 km all'ora. Velocità, super Stai calando, sento un colpo di... Subito pigliai un specchietto, io... Come sai, tale sei carabinieri. Scusi, fermi, scusi. Normalmente in tutte le automobili vecchie, nuove, moderne, supersoniche, lo specchietto retrovisore si mette è qua, davanti, bello, piantato sul vetro anteriore. E si scudrao, si è scollato. E lei lo tiene là sotto e lo utilizza solo quando le serve. Quando mi serve, un piglio, io ne. Serve per la sicurezza, vabbè, comunque. E dissi, i carabinieri. I carabinieri sono. Paletta, ferma. Fermo. E scende. Fammi fermare. E scende. Dice, signor Letterio, dice, se dobbiamo prendere la contravvenzione. Dice, ma perché? Dice, per la velocità. Sì. Dice, va bene, andavo troppo forte? No, dice, andavo troppo piano. Cioè, 40 all'ora. Dice, chi sta in una strada, un almeno sa camminare a 50 km all'ora. 50 km all'ora. Un pazzo. Giustamente, io. Quando andavo che conoscia chi sto mi consumai. Avevo 13 anni, che mi dice a lei un besso io, a lei un besso io, a lei, ma pensavo per festa lei, ma pensavo per festa. Io, una contravvenzione che capace che costa un pezzo di 30 euro, come pago, che per recuperare non ci ho 2 anni per recuperare. Ci si sente, ma non vi sa cortesia, ma via. Lei ha cercato, insomma, di spiegare le ragioni. Un appennapi di Casatelli di Pasqua, una mano lava l'altra, tutte e due si davano la faccia, che oscuri mezzanotte non può fare. Tutte le ha usate. Tanto va la gatta al largo che ci lascia lo zio Pino. Sì. Cerchiamo di metterci d'accordo. Bravo. E questo a un certo punto dice, senta, guarda, dice, lei dice, purtroppo è indisciplinato della strada e secondo me lei ha patente, dice, come la laurea del signor La Rosa, sa accattavo. Ma che dice questa laurea? Ancora con questa laurea? Beh, lasciamo perdere. E io a spiegare, dice, ma no, io ti faccio una domanda, dice, vediamo se sai il codice della strada. Ho capito. Dice, se lei di notte sta camminando e all'improvviso vede come 2 fari che ci stanno venendo incontro e la strada è stretta, lei rallenta, ci dice sì, e quei 2 fari che ci stanno venendo incontro, che cosa significa? Che cosa significano? Che cosa significano? No, quello, sì. Ci disse che mi sta venendo una macchina incontro. No, dice, ha visto? Che risposta è questa? Una risposta troppo generica. Che macchina è? Può essere una 600, può essere una Panda, può essere una 500, può essere un Alfa Romeo. Ha visto che c'è pigliata la contravvenzione? Mi smuovere un pochino. Era insistente, sì. Ci si senta, ma per cortesia mi facesse un'altra domanda perché io sono preparato. Sì. Perché ci faccio un'altra domanda. Se lei andasse sta strada di notte, sta strada stretta, sta camminando e vede un faro che ci sta venendo incontro, lei che cosa fa? Rallenta? Ci dice sì. E due faro che cosa significa? Ci significa che è un motorino, che è una motocicletta che mi sta venendo incontro. No, no, risposta troppo sbagliata. Perché può essere un motorino, può essere una Lapa, può essere una motocicletta, può essere una Honda, può essere una Yamaha, può essere... Ce l'hai a fare a contravvenzione. Voleva essere più preciso, va. Piglia un libretto e ma stava scrivendo. Cessa, scusi, ce la posso fare io una domanda a lei? E se lei indovina mi fa a contravvenzione, a lunga non me ne fa. Quindi lei si voleva giocare alla multa con questa domanda. Il ministro dice, ma che è una cosa del codice della strada? Ci si della strada. Della strada, giusto. Ci si parla. Ci si, se lei in una strada buia, appartata, vede dei fuochi addumati di lato, con una donna che ci passia vicino, Che c'entra? che cosa significa?
Significa, io mi dice, non è pettinente. Cioè, non è codice della strada, esattamente. Però dice, significa che c'è una puttana. Eccoci, va bene, una donna E io che ci dissi, no, lavora. sbagliato! No! Troppo generico! Certo! Perché ci disse puoi essere tua madre, tuo soro, tua figlia, tua nipote, No, tua no, per zia. favore, non ci sto.